Dopo la vittoria in rimonta per 3-1 in Coppa Italia contro il Monza, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella parla di calciomercato, in modo particolare di Franck Ribéry. Io sogno di avere i calciatori funzionali, poi se c'è anche un grande nome, sì. Se volete sapere se Ribéry è funzionale, non penso che lo sia per tutti. No, è una partita difficilissima, sembrava anche quest'anno, fortunatamente non sarà così. Una sorta di maledizione, perché creiamo sempre tanto, andiamo sempre vicino al gol, insomma fino a un certo punto sembrava così, ma la squadra mi è piaciuta perché non ha perso l'equilibrio, non ha perso tratti, sì, per la verità, non ha perso la ragione e ha avuto la pazienza di provarci fino alla fine. Non era affatto facile. Le parole dell'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia. Monza meraviglioso nel primo tempo, abbiamo sofferto un pochino, ma stavamo vincendo a Firenze a 10 minuti dalla fine. Poi sono andati questi gol, ma insomma una prova molto positiva, che ha dimostrato che il Monza nel primo tempo, voglio dire, è una squadra certamente non da Serie C. È arrivata l'ufficialità. Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Brescia Calcio. Il calciatore ha firmato con il club biancoazzurro un contratto pluriennale. A comunicare la notizia il club lombardo, che spiega anche i dettagli della trattativa. Il ritorno in Italia a distanza di 3 anni, si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale della società, è stato reso possibile dalla determinazione e dall'entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. La presentazione avverrà nel pomeriggio di lunedì presso la sede del Brescia. Un po' a sorpresa è arrivato un annuncio importante in casa Roma. Edin Dzeko ha rinnovato il contratto in giallorosso fino al 2022, allontanando definitivamente così la sua cessione all'Inter. Di seguito il comunicato del club capitolino. La S Roma è lieta di annunciare che Edin Dzeko ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2022. L'attaccante bosniaco è arrivato alla Roma nell'estate del 2015 e nelle sue 4 stagioni nella capitale ha collezionato 179 presenze, realizzando 87 gol. Prima che finisse la scorsa stagione avevamo già maturato una decisione. Dzeko sarebbe stato uno dei pilastri sul quale fondare la nuova squadra, ha dichiarato il CEO Guido Fienga. In questi mesi non abbiamo mai cambiato idea. Siamo felici che Edin riconosca che per vincere si resta alla Roma. In queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il club desiderasse che io restassi, ha affermato Dzeko. Il confronto con i dirigenti, il lavoro con l'allenatore, l'affetto dei compagni e l'amore dei tifosi mi hanno reso ancora più consapevole di quanto ho capito in questi 4 anni. La Roma è casa mia. Qui c'è tutto per vincere un trofeo e sono felice di poterci rimanere a lungo.